Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Rivolta dei sindaci contro il nuovo piano sanità della regione che penalizza molte aree interne, dalle Madonie, il grido d'allarme, il diritto alla sanità non si tocca. Cibi surgelati, piatti di plastica, niente tavolate e il Natale che attende i cittadini di Enna. Da mesi senza acqua non potranno festeggiare con parenti e amici. Dopo le manifestazioni di protesta montano indignazione e rabbia. La Sicilia, quarta in Italia per numero di inchieste per corruzione. Mazzette dilaganti in ogni settore, come conferma la fotografia dell'associazione Libera. Catania e il nodo rifiuti, questa volta legato alla raccolta dei sacchi davanti ai bar. Si lamentano i negozianti e Fipecommercio chiede di rivedere il sistema. Sempre a Catania, la stazione della metropolitana Fontana trasformata in palcoscenico dai ragazzi del Vittorino da Feltre, con i suoni in metro, le note dei canti di Natale e l'arte diffusi nei luoghi più affollati della città. La ruota panoramica della discordia installata in una piazza al centro di Caltanissetta, la vedete, divide i cittadini. C'è chi la trova inappropriata in quel luogo, chi una bella idea e chi invece la evita perché è troppo caro fare un giro. Una vita a 100 all'ora tra musica, TV, cinema. Gianni Morandi compie 80 anni e festeggia con un nuovo album e un singolo in coppia con Giovanotti. Caso Manita del Catania-Taranto, il 5-1 dello Iacovone rinfranca gli animi rossazzurri. Pelligra in una lettera ai tifosi: uniti saremo più forti. Trapani trafitto 2 volte in casa dal Benevento, decide una doppietta di Lanini dopo il momentaneo vantaggio Granata. Bentrovati. È rivolta, dicevamo, dei sindaci contro il nuovo piano sanità della regione che penalizza molte aree interne. Dalle Madonie un grido d'allarme: il diritto alla sanità non si tocca. Lorena Dolci. Se non è una rivolta, poco ci manca. Contro il piano della regione che disegna la nuova rete ospedaliera, i sindaci sono sul piede di guerra. Tra i primi a cadere sotto la scure dei tagli annunciati in provincia di Palermo ci sarebbero gli ospedali di Petralia Sottana e Corleone. Per questo i primi cittadini stanno chiamando a raccolta i colleghi per alzare una barriera protettiva attorno alle strutture di un territorio che presenta priorità particolari. Priorità che sono lontani dai grandi centri, che hanno difficoltà viarie e soprattutto che hanno una popolazione che molto spesso è anziana e che ha bisogno di proprie specificità nella cura. Noi siamo convinti che bisogna mantenere fortemente i servizi essenziali, che non significa solo il pronto soccorso, e soprattutto che ci sia una missione da dare a questo ospedale. Fra le missioni possibili, da anni un comitato delle zone franche montane propone di trasformare l'ospedale di Petralia in centro per la riabilitazione neurologica. Quale che sia la scelta finale, i sindaci si oppongono alla mappa dei reparti e presidi che sta venendo fuori anche per Corleone. Abbiamo necessità di un maggiore coinvolgimento e di mantenere sempre alta la guardia su quelli che sono dei reparti essenziali per la salvaguardia della salute del territorio, a partire, proprio parlando di Corleone, dalla salvaguardia del nostro punto nascita. Il nuovo piano che cambierà il volto della sanità pubblica riguarda tutta la regione, con i tagli dei doppioni e la trasformazione dei reparti in specialità di cui c'è più esigenza e un totale di posti letto invariato, ma a favore della sanità privata convenzionata. C'è una unità dei sindaci del territorio per raccordarsi, dialogare, ma su un punto fermo, che il diritto alla salute non si tocca. E mentre si adotta una politica di tagli, come abbiamo appena sentito, a Vittoria si inaugura una nuova area all'interno dell'ospedale Guzzardi, accanto al pronto soccorso. E l'azienda sanitaria di Ragusa adotta nuovi codici di colore per il triage. Veronica Barbarino.
Inaugurata all'ospedale Guzzardi di Vittoria la nuova area di osservazione breve intensiva attigua al pronto soccorso. Gestirà emergenze di media complessità offrendo assistenza medico-infermieristica avanzata, monitoraggio continuo e accertamenti diagnostico-terapeutici per patologie acute. Una costola del pronto soccorso che, come ricordiamo, è stato inaugurato l'anno scorso, esattamente a febbraio 2023, che ha comportato l'attivazione di un'area completamente nuova. A seguito dei lavori di ristrutturazione del vecchio pronto soccorso sono stati ricavati 6 posti letto per l'osservazione breve intensiva e 7 posti letto di assenteria. Sono delle strutture fondamentali per quanto riguarda la gestione del sovraffollamento in ospedale, che ci consentiranno quindi di snellire il lavoro di appropriatezza dei ricoveri. Permetterà quindi una rapida definizione del trattamento più idoneo, con tempi di permanenza del paziente da 6 a 30 ore. E per definire ancora meglio le specifiche necessità del malato e garantire a tutti un'assistenza tempestiva e appropriata, l'ASP di Ragusa, nei 3 pronto soccorso di competenza, ha adottato i nuovi codici colore per classificare le priorità d'urgenza. Bianco, verde, azzurro, arancione e rosso, la nuova associazione, in cui il bianco, colore di non urgenza, comporterà un pagamento ticket per l'utente di 25 euro. Da Ragusa a Enna, cibi surgelati, piatti di plastica, niente tavolate. È il Natale che attende i cittadini che da mesi senza acqua non potranno festeggiare con parenti e amici. Dopo la manifestazione, le manifestazioni di protesta montano indignazione e rabbia. Adelaide Barbagallo. Enna è senza acqua. Abbiamo chiesto a tutti più volte, ripetutamente, durante le manifestazioni. Ci stanno tutti ignorando. Natale in Sicilia ai tempi della crisi idrica, manca l'acqua e addio cenoni e pranzi in famiglia. Anche le tradizioni delle feste vengono stravolte. A nulla sono valse finora manifestazioni e proteste. A Enna il regalo, si fa per dire, che i cittadini forse riceveranno sarà una turnazione ridotta. Dai rubinetti potrebbe scorrere l'acqua ogni 5 giorni anziché 6. Crescono indignazione e rabbia. Passeremo un grandioso Natale senza parenti perché non possono venire a casa, perché non possiamo consumare acqua. Grazie di cuore a tutti. La maggior parte degli ennesi ha deciso così di trascorrere un Natale di carestia e non per questioni economiche. Soli, in casa, con cibi surgelati, piatti e bicchieri di plastica. Noi volevamo ringraziare la Regione Sicilia, ringraziare Sicilia Acque, ringraziare ATI, ringraziare il nostro gestore Acqua Enna. Durante queste festività noi non avremo acqua, quindi non potremo festeggiare come di solito, è usanza nostra fare. Le feste, che dovrebbero essere segnate da momenti di armonia e pace, saranno vissute tra lo scontento generale e c'è da scommetterci con altre proteste in strada. A Monreale, per mitigare la crisi idrica, a gennaio arriverà un'autobotte da 10.000 litri d'acqua finanziata dalla Regione. Un pannicello caldo che non risolverà certo la situazione. La Sicilia è quarta in Italia per numero di inchieste per corruzione, mazzette dilaganti in ogni settore, così come conferma la fotografia dell'associazione Libera. Luca Ciliberti. La Sicilia è la quarta regione italiana per episodi di corruzione nel 2024, con 5 inchieste e 82 indagati. Oggi si celebra la giornata internazionale contro la corruzione e Libera ha scattato una fotografia sulla corruzione nel nostro paese. L'isola però risulta seconda in Italia per numero di indagati. Ci sono mazzette per ogni cosa, dalle finte vaccinazioni Covid ai falsi titoli di studio, per facilitare l'aggiudicazione di appalti, per la gestione dei rifiuti o per la realizzazione di opere pubbliche o per la concessione di licenze edilizie. Poi ci sono le inchieste per scambio politico-elettorale e quelle relative alle grandi opere. Italia sotto mazzetta è il dossier che Libera ha censito dal 1 gennaio al 1 dicembre 2024. Complessivamente sono 48 le inchieste in tutto il paese, con il coinvolgimento di 28 procure in 14 regioni e 588 le persone indagate. Al sud il maggior numero di casi, ben 20, 16 al centro, 12 al nord.
In questa poco edificante classifica primeggia il Lazio con 10 inchieste seguite dalla Campania e dalla Lombardia, poi Sicilia e Puglia. In queste regioni si concentra il 74% delle inchieste. L'istantanea di Libera mostra un quadro allarmante. Le inchieste raccontano come la corruzione sia dilagante e ormai normalizzata, una vera e propria patologia nazionale che alimenta sfiducia diffusa nelle istituzioni democratiche e disimpegno dalla vita pubblica, che poi puntualmente si traducono nel crescente astensionismo alle urne ad ogni tornata elettorale. Giornata di sport e inclusione allo stadio De Simone di Siracusa. In campo i ragazzi di alcune scuole superiori della città per lanciare l'importante segnale classico: uniti si vince. Rita Cinardi. Lo stadio De Simone, le tribune piene. In campo non c'è il Siracusa, sugli spalti niente tifosi. Oggi qui tutto parla di inclusione. I ragazzi delle scuole dentro e fuori il terreno di gioco. Scendere in campo per una causa importante. Sì, oggi è un evento molto bello, è una giornata molto speciale perché l'inclusione è una cosa molto importante. È la seconda edizione di Together for Inclusion. L'obiettivo è uno: sensibilizzare tutti sul tema della disabilità. Siamo alla seconda edizione, l'anno scorso c'era Totò Schillaci con 4.000 studenti, quest'anno Marco Amelia testimone dell'evento con altri 4.000 studenti per essere una grande festa dell'inclusione, abbattendo ogni barriera culturale. Per un motivo più che valido, per l'inclusione attraverso lo sport che è importante e perché sono legato molto alla Sicilia. E così in campo, anche se è un amichevole, si respira aria di competizione. Si corre per fare gol, con la consapevolezza che quella più importante è la rete dell'inclusione. Sì, oggi è sicuramente un evento importantissimo, l'abbiamo già fatto l'anno scorso ed è molto bello vedere tutti gli istituti più importanti di Siracusa uniti per questo evento. I giovani di oggi, il futuro di domani. Se questo è il buongiorno, allora possiamo ben sperare. Catania ha una bomba a mano ancora funzionante, una pistola, un detonatore e alcuni proiettili risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati recuperati dalla polizia, come vedete, in questa grotta lavica nel quartiere San Giovanni Galermo, dopo una segnalazione del centro speleologico etneo. La grotta, a circa 15 metri di profondità, si estende sotto numerose abitazioni del quartiere ed è di interesse archeologico. I carabinieri di Capaci hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo che ha cercato di mettere a segno l'ennesimo furto nel ristorante Solar Village. Nel locale sono stati compiuti 9 colpi dal 1 novembre all'8 dicembre di quest'anno e il ristoratore ha deciso di chiudere. Il ladro è stato condotto in carcere a Palermo. Catania è il nodo rifiuti, questa volta legato alla raccolta dei sacchi davanti ai bar. Si lamentano i negozianti e Fipeconfommercio chiede di rivedere interamente il sistema. Torino De Mana. Stagionalizzare, pedonalizzare, ma dopo aver adeguato trasporti e parcheggi, e rivedere subito il sistema di raccolta dei rifiuti, specie davanti ai bar e alle attività commerciali. All'orario di cena, lo dimostrano le immagini, il salotto buono di Catania infatti si trasforma in un'enorme pattumiera autorizzata con gli esercenti che, secondo l'attuale normativa, lasciano i sacchetti di plastica davanti ai bar. Il problema è che la spazzatura non viene raccolta subito, ma il mattino seguente e non nelle primissime ore. Fipeconfommercio sollecita un cambio di passo, specificando che è stato tutto ereditato da vecchi accordi e dalla precedente amministrazione comunale. Chiediamo una differenziazione sui pubblici esercizi. La seconda è quello là che il sabato, dove c'è molto più flusso, vengono ritirati immediatamente questi sacchi. Non è uno spettacolo edificante, via Etnea ricoperta di questi sacchetti di plastica. Bigliettino di visita per il turismo, bigliettino di visita per la città, dunque si deve trovare una soluzione immediata. Via Etnea, bella e disordinata, è solo uno dei paradossi di una città che potrebbe vivere di turismo tutto l'anno ed invece? E purtroppo io noto che nel periodo già di novembre, arrivare nel periodo già di Sant'Agata, quindi anche marzo, questa città si muove ben poco. Commercianti che non vedono di buon occhio la pedonalizzazione. Ma facendo la pedonalizzazione ora e in questo momento dove c'è molto e ben poco, mi spiegate voi la gente senza un'organizzazione come dovrebbe arrivare al centro? E il Natale alle porte si trascina dietro un'altra piaga,
Quella del traffico, impazzito a qualsiasi ora e in qualsiasi strada. Restiamo a Catania, la stazione della metropolitana Fontana, trasformata in palcoscenico dai ragazzi dell'istituto Vittorino da Feltre. Si chiama Suoni in metro, le note dei canti natalizi e l'arte nei luoghi più affollati della città. Desiree Ferrito. Rimbombano le note natalizie negli spazi sotterranei della metropolitana di Catania, che si trasforma in palcoscenico per Suoni in metro. Un'iniziativa unica nel suo genere promossa dall'assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con Circum Etnea, che unisce arte e musica nel cuore sotterraneo della città. Questo evento segna l'inizio di una serie di iniziative che porteranno la gioia del Natale in città. Stamattina alla stazione Fontana si sono esibiti i ragazzi dell'Istituto Vittorino da Feltre, che hanno così l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento. È bellissimo prendere tutti i ragazzi e coinvolgerli nel nostro percorso di strumento musicale, che coinvolge tutti i ragazzi. Pensate che sono 80 elementi di orchestra. Il tutto incorniciato dalla mostra Fermate d'Arte, opere provenienti dalla collezione Biscari che, come in un museo contemporaneo, trasformano un semplice luogo di transito e di impegni quotidiani frenetici in un luogo di aggregazione e di scambio culturale. I concerti di Suoni in metro saranno riproposti anche nei giorni 10, 12 e 13 dicembre presso la stazione Giovanni XXIII, coinvolgendo gli studenti di diversi istituti comprensivi. Diamo la possibilità agli altri di far vedere le capacità che abbiamo e quanto è bella in realtà la musica, perché molti la sottovalutano. E poi parla anche di Natale, giusto? Ovvio, il Natale è bellissimo, mette un'armonia. A Caltanissetta una ruota panoramica in una piazza del centro divide i cittadini. C'è chi la trova inappropriata per il luogo in cui è stata installata, chi una bella idea e chi invece la evita perché è troppo caro fare un giro lassù. Rita Cinardi. La ruota panoramica installata dall'amministrazione comunale di Caltanissetta in piazza Garibaldi in occasione delle festività natalizie ha diviso i nisseni tra chi pensa che sia un'ottima idea per far divertire bimbi e famiglie e chi invece trova che si poteva puntare a degli addobbi più tradizionali. Di fatto quella che è considerata ormai una vera e propria ruota della discordia è stata posizionata proprio davanti alla fontana del Tritone, vero e proprio simbolo della città. Fontana che in questi giorni, come qualcuno ha fatto rilevare, rimane vuota per l'assenza d'acqua e che ormai sta diventando piuttosto l'emblema di una città in piena crisi idrica da mesi. Tra i commercianti del centro storico c'è comunque chi apprezza l'idea di aver installato una ruota panoramica, anche se per alcuni il costo è proibitivo. Non tutti se lo possono permettere, ci sono tanti ragazzini che magari vengono qua in piazza a passeggiare e gli piacerebbe farsi un giro, così non riescono, quindi visto che l'ha messa il comune poteva magari dare un minimo di contributo. La ruota è una novità che tutto sommato è interessante ed è simpatica. Ci sono poi nisseni assolutamente contrari alle installazioni fatte dall'amministrazione comunale e che avrebbero gradito la presenza dei mercatini di Natale, magari nella speranza di attirare turisti. Che Caltanissetta abbia bisogno molto di più. Diciamo, se si fanno i mercatini e le cose, allora la gente riesce a scendere, a vedere e ad apprezzare. Questo grande oggetto messo qua al centro della piazza che impedisce la vista della fontana e della cattedrale, che sono, diciamo, due dei simboli più importanti della città, e che c'entri poco col Natale, non mi pare che sia stata una scelta opportuna. E voi che ne pensate? Siete d'accordo? Passiamo allo spettacolo Una vita a 100 all'ora, tra musica, TV, cinema. Gianni Morandi compie 80 anni e festeggia con un nuovo album e un singolo in coppia con Giovanotti. Andavo a 100 all'ora per trovare la prima mia. Una vita a 100 all'ora, è proprio il caso di dirlo. Instancabile e sempre sul pezzo, Gianni Morandi, l'eterno ragazzo, compie 80 anni mercoledì prossimo e 2 giorni dopo sarà su tutte le piattaforme digitali con il nuovo disco L'attrazione, anticipato dal brano scritto e composto dall'amico e compagno di avventure Lorenzo Giovanotti. Mi sono perso un'altra volta
Tra le mille tentazioni non c'è tregua, non c'è sosta, questa voglia di emozioni. Per l'inossidabile Gianni il tempo sembra una variabile sconosciuta. Lui che dagli anni 60 non ha mai smesso di essere sulla cresta dell'onda, grazie alla sua professionalità e positività che lo hanno reso, anche da grande, idolo dei giovanissimi e di quella generazione Z con cui collabora per omaggiare un'intera vita trascorsa tra musica, cinema, teatro, televisione. Una carriera inarrestabile, Morandi è diventato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 7 volte in gara a Sanremo, vincitore nell'87 con Si può dare di più, conduttore in 3 edizioni, l'ultima nel 2023 al fianco di Amadeus. Alzi la mano chi non ha almeno una sua canzone nella playlist personale. Auguroni a Gianni Morandi insieme con Eva Spampinato, autrice del servizio che abbiamo appena visto. Vi ricordo che dopo il nostro TG ci sarà una nuova puntata di Faccia a Faccia. Ospiti studio di Roberta Lunghi saranno il cantautore Caballà, che celebra l'uscita di Petra Lavica in versione rimasterizzata, Santina Alfonsetti che racconterà il dramma della perdita di una figlia per anoressia, e poi i sogni della giovanissima Morgana Lamanna, reduce da Io Canto Generation, accompagnata in studio dal maestro Ivan Lo Giudice. L'appuntamento con Faccia a Faccia è alle 14.30 su questa rete. È il momento della nostra pausa, a rientro il calcio con il Catania che ha stravinto per 5-1 in casa del Taranto. State con noi. Il Catania vince 5-1 a Taranto, torna al successo in trasferta e lancia al meglio la volata di fine anno in attesa dei match interni con Potenza e Sorrento. Marco Carli. Questa volta il Catania sfrutta l'occasione. 5-1 al Taranto con tanti motivi per sorridere oltre al risultato. Serviranno le controprove nelle prossime 2 sfide casalinghe con Potenza e Sorrento, squadre di caratura superiore rispetto ai pugliesi, ma il ritorno al successo fuori casa ha tanti volti felici. Quello di Gherardi, per esempio, che incorna di testa il pallone dell'1-0 su calcio d'angolo di Stoppa, dando il là ad una partita in discesa. Oppure quello di De Rose, finalmente di nuovo titolare, o dello stesso Stoppa, che conferma il suo grande momento andando in gol per il 2-0 dopo un errore difensivo di Marong, partita indirizzata che lo diventa ancora di più prima dell'intervallo, quando Inglese di testa e con il consueto opportunismo mette dentro il terzo gol. Il risultato magari può far pensare che sia stata una partita facile, ma non dimentichiamo che il Taranto ha battuto l'Avellino, ha battuto il Picerno, ha battuto il Cerignola. Il tecnico a Taranto ha dovuto rinunciare anche a Castellini, non al meglio, ma dopo la rete del provvisorio 3-1 siglata da Guarracino che batte un colpevole Beters, l'allenatore ha invece ritrovato Montalto. L'ex casertana scarica tutta la rabbia dell'attaccante che vuole tornare al gol su azione. 4-1 per i rossazzurri con esultanza che coinvolge tutto il gruppo e anche Toscano. La stessa scena di felicità collettiva si ripete qualche minuto dopo per la rete del giovane e talentuoso catanese Forti. De Rose a fine partita indica la strada. L'obiettivo è finire bene, diciamo, l'anno con queste altre 2 partite e poi ricaricare le batterie per poter partire forti a gennaio e puntare a vincere. Raggiante per la goleada di Taranto, il presidente del Catania Pelligra ha scritto una lettera ai tifosi. Cari tifosi rossazzurri, dice Pelligra, la vittoria ottenuta ieri appartiene già al passato, ma deve servire ad alimentare fiducia e ottimismo. Non arriverò in tempo per il match con il Potenza, ma sarò al Massimino il 22 dicembre.
per assistere alla gara con il Sorrento, perché per me il Catania è fondamentale, è un viaggio intercontinentale in più, non mi pesa se si tratta di vivere l'emozione con voi nel nostro stadio. Dobbiamo continuare a migliorare la nostra classifica, dice ancora Pelligra, e possiamo riuscirci spingendo insieme i ragazzi che scendono in campo. Uniti saremo sempre più forti, società e squadra vi ritengono fondamentali. A presto, Rosario Pelligra. Trapani sconfitto al provinciale dal Benevento decide una doppietta di Lanini dopo che il Trapani era passato in vantaggio. Franco Camarasana. Una doppietta di Eric Lanini spegne le residue speranze del Trapani di puntare al primo posto e laurea il Benevento campione d'inverno con una giornata di anticipo. Finisce così col risultato di 2-1 a favore della squadra di Auteri l'atteso confronto del provinciale, gara alla quale il Trapani aveva legato le ultime chance per puntare alla promozione diretta in Serie B. Risultato bugiardo che ha un po' il sapore della beffa per un Trapani che non ha affatto demeritato al cospetto della capolista, mostrandosi per lunghi tratti più intraprendente e passato in vantaggio al 42esimo del primo tempo col solito Lescano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa Auteri azzeccava la mossa giusta sostituendo Manconi con Lanini, rivelatosi di lì a poco decisivo. Al 31esimo si procurava e trasformava un rigore contestatissimo dal Trapani con in testa il presidente Antonini a fine gara e al 45esimo approfittava di una indecisione del Trapani a centrocampo per imbolarsi e battere Secoli in uscita. Anche sfortunato il Trapani perché in pieno recupero colpiva un palo con Bifulco per un pareggio che avrebbe reso meno amaro l'esito della gara. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.